magnifico costume caratterizzato dalla benda delle donne inamidata e portata con garbo e grande eleganza e fedelmente alla tradizione. Nel tempo uomini e donne fino ad ora hanno portato questo abbigliamento meraviglioso. Il gruppo di Baunei che abbiamo appena visto passare presenta abiti totalmente ricostruiti di ispirazione dell'area ogliastrina dalla quale provengono. In realtà le testimonianze d'epoca descrivono abiti differenti. Dall'Ogliastra al Goceano con l'associazione culturale folcloristica Ortakis che va verso il 40esimo, infatti è un'associazione che è sorta nel 1978, naturalmente stiamo parlando del gruppo di Bolotana. Sì, il gruppo di Bolotana. Vedete il fazzoletto detto tibè dal nome del tessuto con il quale veniva fatto. Il tibè è un tessuto di lana, oggi si direbbe in termine moderno una sorta di frescolana in varie gradazioni di marron, ricamato a motivi floreali nell'angolo che rimane in vista dopo averlo ripiegato a triangolo raccogliendone i lembi sotto la gola. La conciatura sottostante naturalmente veniva studiata in modo da dare il massimo risalto alla conciatura. Ricordiamo che le donne sarde e anche gli uomini, ma le donne in particolare, andavano sempre a capo molto coperto. La gonna caratterizzata in panno da un gruppo di pieghe posteriori si chiama munnedda, il grembiule farda, la camicia classicamente camisa e il corpetto prende il nome di imbustu. Gli uomini molto eleganti, totalmente in nero, con calzoni a gonnellino plissettati abilmente e capottini dotati di cappucce privi di abbotonatura. Ci allontaniamo di pochi chilometri perché andiamo a Borore, questo è il gruppo folk Domeniche Dumed che ricorda nel nome un famoso suonatore di fisarmonica. Sì. Gruppo di Borore. Mi piace già mettere in evidenza un tipo di copricapo che è costituito da questi grandi fazzoletti portati sciolti sul capo di tele di cotone stampate, tutti di importazione da varie località italiane e non, da Genova in su, per tutta l'area centro-settentrionale europea. Giubbetti a punta sulla parte anteriore e devo anche ricordare che da Borore viene uno dei dipinti più antichi raffiguranti abiti popolari sardi, vengono dalla parrocchiale di San Lussorio della prima metà del Settecento e sono tra le più antiche documentazioni iconografiche di abiti tradizionali sardi. A proposito di documenti e di fotografia, questa è un'associazione, quella che arriva da Burce